Al via la quarta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri, campo al completo, 13 al via, 1 Ferriano F, 2 Lioness Bar, 3 Franchina Baldo, 4 Fragoroso Gall, 5 Filippo il Grande, 6 Furio Ferm. Seconda linea 7 Five Star BFC, 8 Linette Cat, 9 Fly Lippi d'Alvio, 10 Fallacci di Casei, 11 Federer ZS, 12 Filosofia Grimm, 13 Fante Petral. Pronostico che vede Ferriano F favorito, numero 1 Maurizio Cheli in sediolo. Macchina che accelera in progressione con Ferriano F che cerca di difendere la posizione dall'attacco di Filippo il Grande. Ferriano F rientra Filippo il Grande, serra subito sotto Lioness Bar. Numero 8, Linette Cat, Insiste squalificato. però, tanto Linette Cat ha sbagliato e insiste all'esterno Filippo il Grande su Ferriano F che replica bene e respinge l'avversario che cerca poi di sistemarsi in terza posizione. Numero 12, Filosofia per Grimm, l'inserimento di squalificato. Franchina Baldo. 400 iniziali che se ne vanno in 29,5. Primo quarto svelto con Ferriano F leader, Lioness Bar in seconda posizione, Filippo il Grande all'esterno di Franchina Baldo, gli altri a seguire con Fragoroso Gal che cerca di riportare sotto il gruppo. Intanto i primi 600 metri di gara se ne vanno in 46,4, ha rallentato ora con una frazione in 16,9. Numero 10, Ferriano Fallacci F. di Casei, squalificato. E al passaggio davanti alle tribune, situazione tattica invariata, all'esterno la progressione in terza ruota da parte di Five Star BFC che è seguito in terza ruota però da Federer ZS che prova a migliorare. E intanto se ne sono andati i primi 800 metri di gara, il chilometro in 1:18,8 con situazione tattica invariata, Ferriano F in vantaggio, Five Star BFC all'esterno, lungo la corda c'è Lioness Bar mentre ha avuto un'incertezza Federer ZS, 400 alla conclusione, Ferriano in vantaggio, all'esterno Five Star BFC, Lioness Bar a contatto, poi Franchina Baldo, ancora Filosofia Grimm, retta d'arrivo con Ferriano Numero F 6, che è sotto Furio l'attacco di Five Ferm, Star BFC, squalificato. insiste Five Star su Ferriano F, lungo la corda c'è Lioness Bar, finale con Ferriano F che si difende fin sul palo dai tentativi di Five Star BFC, al terzo finisce Lioness Bar 1:17,1, ragguaglio conclusivo. La vittoria per il favorito Ferriano F, Maurizio Cheli in salchi con... Andiamo a rivedere ora l'arrivo per Ferriano F che controlla il finale esterno incisivo comunque di Five Star BFC che corre molto bene ed è secondo, al terzo correndo bene a sua volta Lioness Bar, ma la vittoria è per Ferriano F, Maurizio Cheli e Massimo Trevellin per conto della scuderia Evergreen.